Grazie Presidente. Appo agradeço meda intendi il ragionamento con Salim Basarda in questo governo dei Sardus ed è punai che a di vinse sono vago commovio, poi da questo che appo intendio esti su commenti sa lingua nostra si unisci. E quando noi questionato in lingua italiana esti meda claro che noi usiamo una lingua che è una lingua estrangia. Tocca da vincere a assumere la responsabilità da gestionare i mali, poi si deve riappropriare. La lingua nostra è una lingua che è stata segata, sicché non si in medasa non si usa in grado da gestionare naturalmente, ma io penso che noi non potevo vai a manco, cioè il popolo sardo non può vivi una identità di popolari e di nazioni rinunciando a sa lingua sua, sicché io penso che dopo il ragionamento di oggi in limba e a pizzo del suo problema della lingua sarda, noi non si deve poi fermare. Devo a questionare con la prima lingua estrangia che ha studiato, che è l'italiano, poi vai prima. Il 28 di luglio il quotidiano italiano Il Corriere della Sera riportava: se per il Parlamento il sardo non rientra tra le lingue da salvare, viene escluso dall'insegnamento a scuola. E continua nel sottotitolo con il caso puntini puntini, dai deputati dell'isola nessun intervento. E continua da qualche tempo, cioè voglio proprio sottolineare il fatto che si tratta di una testata italiana, da qualche tempo è in atto in Sardegna un vivace dibattito intorno alla lingua sarda. L'ultimo episodio risale al 10 luglio scorso, quando gli stessi parlamentari sardi non hanno presentato alcun emendamento in favore del sardo, accettando di fatto un testo di ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, che finisce con il delegittimare l'insegnamento a scuola e la circolazione sociale dell'antica lingua isolana. Di fatto il sardo non figura più tra le lingue minoritarie da difendere, come succede invece, ad esempio, per il tedesco in Alto Adige o il francese in Val d'Aosta, perché la Commissione Affari Esteri della Camera ne ha approvato la Carta. Quindi, in assenza di interventi dei deputati sardi, ha escluso la lingua dell'isola dalle garanzie del bilinguismo. E pensare, aggiunge, che proprio l'Europa aveva erogato 128 milioni di euro per promuovere la lingua. Poi continua concludendo: a dispetto della consapevolezza dei suoi politici, una parte della comunità sarda è impegnata oggi nel recupero di un'idea dell'isola che oppone le proprie tradizioni alla devastazione dell'industria chimica e della speculazione edilizia. La lingua può diventare l'antidoto più forte contro la trasformazione oggi in corso della Sardegna in una specie di Disneyland balneare e vacanziera. Questo non è un testo scritto da un nostalgico di lingua sarda e ancor meno da un indipendentista sardo. Questo è scritto da un giornalista del Corriere della Sera che si chiama Franco Brevini. Io ritengo gravissimo e colpevole il silenzio di tutti i politici sardi che, indistintamente eletti per il Parlamento italiano per rappresentare le istanze, i diritti e le richieste del nostro popolo, hanno vergognosamente rinunciato a difendere i nostri diritti su un tema fondamentale per la nostra identità, che è quello della nostra lingua, quindi della sua difesa e del suo insegnamento nelle scuole, coinvolgendo insegnanti e creando nuova consapevolezza culturale e occupazionale. Per cui anche una vergogna che ci sia solo il leghista Borghezio che si sente titolato, l'unico titolato a difendere la cultura e l'identità sarda. Su questo dovremmo veramente fare qualche riflessione. Comunque, mentre siamo in attesa che i nostri parlamentari si pronuncino per giustificare la propria complicità oppure la propria innocenza, mi chiedo quale sia anche la competenza linguistica dei giudici della Cassazione che, cassando il sardo, hanno deciso che il sardo non è una vera lingua, è solamente un dialetto. Quindi questa sentenza non solo riporta indietro di alcuni decenni il dibattito culturale a pizzus de Salim Basarda,
ma è una retrocessione della stessa giurisprudenza italiana, europea e internazionale, che ne sancisce in modo inequivocabile lo status e i diritti di lingua. Ma non sono neanche così irrispettosa da accusare i giudici di ignoranza in materia linguistica e giurisprudenziale, ma vorrei solo capire se hanno deciso deliberatamente, oppure magari dietro suggerimenti di natura squisitamente politica, che impongono di violare le leggi in Italia, promuovono e tutelano le lingue minoritarie, vedi la legge 482 del 99, che contempla la lingua sarda fra quelle da valorizzare e tutelare, essendo essa, per chi l'avesse scordato, la minoranza linguistica più numerosa all'interno dello Stato italiano. Quindi queste leggi di tutela sono espressamente indicate e ribadite a livello europeo, tanto da far sì che ogni Stato aderente le acquisisca e le attui concretamente, riconoscendo quindi che le minoranze linguistiche sono una ricchezza e un patrimonio innanzitutto europeo, di cui il popolo sardo non può essere escluso, pena la perdita del diritto inalienabile del nostro popolo all'uso della propria lingua, chiaramente con l'oblio della nostra identità. Quindi dai primi del Novecento ad oggi tutti gli studiosi di lingua sarda non hanno mai avuto dubbi sul fatto che la lingua sarda, in tutte le sue varianti, sia dotata di una grammatica e di una sintassi comune, elementi che la classificano inequivocabilmente come lingua. Le varianti sono determinate principalmente da variazioni di fonetica e in quanto tale riconducibile ad una matrice unica. Oggi l'esercizio che c'è stato è stato un esercizio di intelligenza, la pratica della lingua in aula, e spero che non finisca qui. Questo ha messo in evidenza, perché noi abbiamo sentito diverse parlate, diverse varianti e abbiamo capito tutti perfettamente, era la nostra lingua. Sarebbe comunque inutile adesso addentrarci ulteriormente sulla validità del sardo come lingua a sé stante, visto che autorevoli studiosi ne hanno decretato da tempo, e quindi non da oggi, in modo inequivocabile, il valore e il riconoscimento. Chiaramente una domanda dobbiamo porcela: che cosa nasconde questo provvedimento? Non è un taglio della lingua così casuale. La lingua è un elemento fortemente caratterizzante e fondante di una nazione, quindi rappresenta la sintesi di una storia e un vessillo di identità che conferisce al territorio e ai legami culturali interni al proprio popolo lo status di nazione, visto che la Sardegna vanta, con la piattaforma continentale dei confini ben definiti, secondo il diritto internazionale essa è una nazione. Chi fa resistenza nel riconoscere questo concetto e questo diritto per i sardi, caso strano, è proprio lo Stato italiano. Inoltre, all'interno del cosiddetto Consiglio regionale, ovvero il Parlamento dei sardi, questi concetti e valori sono stati abbondantemente affrontati, discussi e trasformati in mozione, ordine del giorno e conseguenti atti legislativi. È un vero peccato che non si applichino con puntualità e con tempestività. È chiaro che nei secoli i dominatori hanno sempre cercato di tagliare la lingua, non solo in senso metaforico, ma talvolta anche in senso fisico, ai popoli da allora assoggettati e colonizzati. Purtroppo, con la fine dell'epoca giudicale, gli invasori di turno hanno riservato a noi sardi la stessa sorte, impedendo in tutti i modi, anche con la violenza, di manifestare la nostra diversità culturale, di cui la lingua è sicuramente un pilastro portante. La nostra lingua è un mezzo che ci ha consentito di ereditare dai nostri padri il nostro ricco patrimonio identitario, ci ha permesso di resistere alle colonizzazioni che si sono susseguite e ci ricorda giorno dopo giorno che noi non siamo solo una regione autonoma dello Stato italiano, peculiarità che insistentemente in quest'ultimo decennio stanno cercando violentemente di eliminare, ma ci impone di ricordare che la Sardegna non è Italia, ma è una nazione a sé stante. A metà degli anni '70, professor Lillio, di cui abbiamo commemorato l'anniversario la scorsa settimana, e altri intellettuali come Eliseo Spiga, Antonello Satta e numerosi altri costituirono il comitato, molti di voi lo ricorderete, che era il comitato Una Virma Vogumenzare, che con una raccolta di firme chiese alla Regione Autonoma della Sardegna di riconoscere e legiferare il bilinguismo perfetto tra l'italiano e il sardo e la sua attuazione in ogni ufficio pubblico e scuola di ogni ordine e grado. La testimonianza di questi valori
fatta da questi sardi illustri oggi ci permette ancora una volta di dibattere su questi temi, di fermare l'insulto storico e culturale secondo cui il sardo non è una lingua mondiale